aspettando. Un momento, padrone, quando faccio l'ambasciatore ciuccio. Ma come vanno con ciuccio? E qui tra i colleghi si capiscono. Padrone! Fasoli, muoviti! Natale! Fasoli! Natale! Padrone! Fasoli! Natale, vieni a mamma mia! Cristina mia! Paladella mia, come stai? Beh, sei sciupata, sei sciupata, non posso pagare a Napoli, sei venuto sciupa. Come stai? Sta tesoro! Sta tesoro. Uè, padre! Fasoli! Padre! Padre, come state? Padre, come sta? Anche Mariano si sta buono, stanno tutti bene. Sta bene, madonna mia, padre. È meglio di io giù a Napoli. Mamma mia, che traffico! Becceca! Come mi sento stanca! Guardate una ciccia da rete, si può piacere. La ciccia da rete. Ma che? Ma l'hai vista a rete, la ciccia, sì? Sì. Da siete. Non te che spiccica buono. Sta abitando. Mamma mia. Sei stanco, pure tu? Sì, sono stanco. Era per mettere pure a casa, ci capita, no? Fasoli, allora? Oh, mamma, no, mamma, che traffico! Mamma, Napoli è bello, padrone. Oh, e come sono belle le femmine di Napoli. Sono belle, femmine di Napoli, dopo faccio un E punto e fai tu un mettere una farnice. La volevo farnì! Non mi fa niente. La volevo farnì! Mi fa conoscere tutti quanti che siete capuni, non ci capite? State zitto tu, Ah, parla. le femmine di Napoli sono belle, sono belle. Io penso a loro. Perché a questo me ne chiami? È perché tu non sei come loro, emancipati, capito no? Comunque padrone, sono chiuso là, a quella piazza grande di Napoli, Serravia, dove c'è sta quell'uomo grande di ferro con la sciabola in mezzo alle cosce. Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi. Puppini Garibaldi, Puppini Puppini Garibaldi. Poi a un certo punto sono salito sul marciascarpe. Marciascarpe. Marcia a piedi. No, io vengo a Napoli, sono istruito, si dice marcia a scarpe, marcia a piedi è quando cammino con i piedi, ma cammino che scarpe, marcia a scarpe. Sono salito sul marcia a scarpe e c'è Stefano Madale, lo sa che prima, che vestito fino a qui, io oggi fatto la prega che arrivo fazzoletto per vedere la sotto, capisci, tu sei stata zitta là. Niente che cosa. E mentre io passavo, padrone, questi femmine mi facevano capite? Erano tutti a due che erano, capite? Erano tutti quanti tutti a due che erano, Delle peripatetiche. Delle peripatetiche. Erano delle pere epatiche, sì, che volevo avere, sì. Uno di questi mi ha detto vicino a me, giovanotto, perché mi ha visto che la cravatta fino a qua, capite, no? Dice, se vuoi alla Camera, 30.000 lire. Quando l'hai capito? Una Camera a Napoli, 30.000 lire. 3 stanze, 90.000 lire, potevi scusare, capite, no? Soli quelli. Volevano dire un'altra cosa. La ci capi troppo, capite? La ci capi troppo, là. Niente, così sono andato Indirizzo. come è difficile questa parola, l'indirizzo là. E sono passato per Pico, per il Pico Tuffa. Toffa. Ma quale toffa? Dico Tofano. Tofano! Se non state attenti a Napoli Tofano veramente là, qualche imbroglione stanno, ma non era chi lo Vicola, e sono passato Vicola a Priesse, o Vicola e Pernacchio. Ma quale Pennacchio? Dico Pennacchio. Pennacchio. E così, dopo un sacco di tempo, ha trovato finalmente l'indirizzo. Difficile stavano. Ho visto un grande palazzo, sotto c'è un grande uomo, 1,80 m, di occhi così mi guardavano, non piezza due spalle che parevano l'armadio, non piezza una cavatanda. O guarda la porta? No, guarda la portone. Guarda la portone? No, guarda la porta che riguarda il porto, ma la c'è una portone che è la varela là vicino al palazzo. Guarda la portone,
Dice, voi a chi desiderate? Dico, ma chi cerca dell'avvocato Rattacasa? Ma guarda casa, Attanasio. Ah, così si chiama mo? No, si è sempre chiamata così. L'avvocato Attanasia. Attanasio. Dice, sì, sta proprio in questo palazzo, abita al 5 piano. Al quinto. Io vengo a Napoli, ma sono istruito, Mariano, si dice 5 piano. Dice, ma se volete, potete aspettare l'ascensione. A questo punto me l'ho fatta a bere. E perché? E che l'ascensione era a maggio, da fine a maggio, non ci capisco. Sto scemi. Ma quale ascensore va che è Natale? Ascensore! L'ascensore. Ecco l'ascensore. O sta al 5, l'ha spiegato Zifredi, e che la cascettella che ha uno tra sale, e stai e scende, stai e scende. Come facessi tutti i miei... Chi da bottiglia, dove qua? Non l'ho pigliato pure i fatto lì. E non sei bloccato l'ascensore, no? No, vabbè, io fino in go. Ma io non mi sta mazza, abbi pazienza, sì. No, sono chiuso arrivato al 5 piano, padrone. Adesso voi non ci crederete, Mariano. In che trovato? Che tu? A porta. Ecco, volevo trovare. Ma era una porta tanta però, La porta da tanto. E vicino alla porta c'è sempre un campaniolo così. E tu hai pigiato fuori alla porta. Sono arrivato al 5 piano e vicino alla porta c'è stato un campaniolo così grosso. E hai pigiato fuori alla porta. Un campaniolo era così grosso. E hai pigiato fuori alla porta. Ma io farei portare la gente, certe cose non le faccio. No, non fai. Pigiare, bussare, premere, un campanile. Come ti ho spiegato? Bussare si dice pisciare. Sì, anche pigiare. E allora sì, perché hai fatto 4-5 pisciate. Poverenne che ti sciurare la pipa, ma ci fatto una pisciata lunga. Chi che stai a ridere, non ha pensato chi è che sta pisciando fuori la porta? E è venuto a rapire. E così è venuta a rapire la camerataria. La camerataria? Eh. La cameriera, la fantesca. No, non teneva niente, ma. E che aveva tenuto? La fantesca. Ma quale No. fantesca? La fantesca. La fantesca, una piezza femmina. Ma che. Non l'hai visto mai che li femmine di Napoli? Non porta bagagli che trova così come mamma. Una piezza femmina mi dice, prego, si accomodisce. Dice, io ti veramente vengo da parte del dottore. A Fede Maluso. Maluso? Ma quale Maluso? Peluso. Alfredo Peluso. Ha visita Peluso, Ma quale Peluso? Peluso è il cognome. Perché devo parlare con l'avvocato Attanasio. Dice un momento, adesso vi vado a chiamare la segretaria. La segretaria? La segretaria? La segretaria, Mamma mia. è uscita fuori la segretaria, ma che? Una femmina, non sa. Bello di voce, un naso. E quando è nata arrivata lì? Un naso, una capa tanta. Ma era troppo bella, padrone. Io guardavo e facevo che schifo. Sente che era brutto. Pensavamo a Salerno, pensavo a Io vado in cerca dell'avvocato scassa a casa. Attanasio. Dice, per il momento l'avvocato sta nel gabinetto. Certo. Dovete un pochettino aspettare, che ho fatto a lungo, capite? Dice, nel frattempo sedetevi qui al sopra. E mi ha fatto aspettare che fanno cose morbido. Sul sofà. Non so se c'è la camera del sofà all'avvocato, non lo so, tutto il fatto che a me non mi interessa, non mi Il sofà. Ma no, mi sta aspettando che ho il sofà, hai capito? Ma come l'uomo sul sofà? Il tuo gabinetto non esce mai, visto? È come te, quando vai il tuo gabinetto non esce mai. Un altro tipo di gabinetto. Ma che stai facendo? Il funicello stai facendo che sta? Non certo Ma muovere! quello dell'avvocato, un altro gabinetto. Il tuo gabinetto ne è uno, non ci capisco. Andiamo avanti. Insomma, aspetti 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, visto, non va niente. All'intrasata.
C'era tutta la porta. E asciutto l'avvocato. Quanto è bello l'avvocato. Non parlate male l'avvocato. Troppo bello. Ma dico a te, ma non piezza rompe. Una capa tanto. No, era piccolino. Era piccolino e tutta riccia. Perché dice che abbiamo fatto marinare. Erano ricci e male. Ma no, e l'ho visto in tecnicolore, ma da lei. Tutto a colore. Perché non erano stai viste, c'è tutti i spicchi di lei, tutti colore. Ha visto la brucata, la capa tutta rossa. Come hanno melone. La faccia già. Come sta in gennaio. La rete tutto marrone. E c'è dentro il gabinetto, e hanno anzi perde speranza. Ma qua lo foto, Peluso. Peluso. Dice, sì, ho capito, quindi dalla parte, dice, aspettate qua un'altra, all'interno, senza che me la cucina, ma mi sa una cosa a mano. Una missiva? Una missiva? No, non era una missiva. Ma quella missiva? No, era una cosa. Una lettera. Di carta! Ma la destra, la lettera! Veramente è una lettera di carta, ma non la trova assai. Cioè? E questo è il tuo gabinetto, porta, il tuo gabinetto. Ci consegnala al dottore. Pasoli, mamma, gli hai fatto un'odissea, dove sta lettera? Io avevo questa lettera, una lettera. Pasoli, dove sta la lettera dell'avvocato? Sta qua. Sta qua. Pasoli, non mi dice che hai perso la lettera? Ora che hai avuto la lettera. Pasoli, la lettera. Un momento, Mariano, ho fatto qualche paio ombra. Oggi pazienza. Capello! Sta visto tu quando oggi mi sa la lettera. Sta qua. Ma come fa? È che devo fare? E qui c'è, si capisce. Che cosa? Che cosa? Egregio dottor Peluso, sono spiacente, ma la causa l'avete persa. Le mandi restate delle spese non effettuate. Cordiali saluti, avvocato Domenico Attanasio. Ma ti sta schifezza di tutti gli avvocati? Ma ti sto veramente in sonza. 5.000 lire a me. E che oggi bisogna i 5.000 lire io. Io oggi bisogna i 5.000 lire. No, ma io... Non sapevo già arrivare. Si soldi non è voglia. Si soldi mi fanno male, si soldi bruciano. Ma sì, bruciano. Fatti giù E dice l'avvocato, Attanasio, che io sono un cristallo. Uè, ma voi pensate a faticare, o se no stasera la festa non si fa. Chiama Mariano, alla porta.